Moltissimi credono che la Svizzera sia ricca solamente grazie al settore bancario e al fatto che sia una specie di paradiso fiscale. Non è così, sia perché ci sono luoghi nel mondo che offrono condizioni migliori, come certe isole caraibiche o dell'Oceania, sia perché altrimenti ogni luogo che offre condizioni fiscali molto favorevoli dovrebbe essere ricco almeno come la Svizzera. E così non è, perché insomma non basta solo questo ad arricchire le nazioni. La Svizzera è attualmente una delle nazioni più ricche del mondo, ma non solo, riesce ad esserlo mantenendo libertà e democrazia. Si può ben vedere che è al primo posto nell'Europa occidentale, sia per quanto riguarda le libertà economiche, sia per quanto riguarda le libertà individuali. Notiamo anche invece che l'Italia è all'ultimo posto, eppure con la Svizzera confiniamo. Diciamo che non abbiamo imparato molto da questi nostri vicini. Ci sono 5 fattori che secondo me sono fondamentali per capire come mai la Svizzera sia tanto libera, tanto ricca e tanto democratica. Vediamoli insieme. La Svizzera è famosa per i suoi referendum, un grande esempio di democrazia diretta, che avvengono ogni 4 mesi circa. Alcuni referendum avvengono a livello cantonale, perché la Svizzera è suddivisa in 26 cantoni, altri avvengono a livello nazionale. Per indire un referendum basta che un qualsiasi cittadino raccolga 50.000 firme. Con i referendum si possono anche fare proposte di modifica della Costituzione. In tal caso sono necessarie 100.000 firme. Non esiste nessun'altra nazione nel mondo in cui sia consentito in questa maniera ai cittadini di partecipare tanto attivamente e tanto frequentemente alla vita politica. Ad esempio, pochi anni fa, in un referendum venne chiesto ai cittadini svizzeri se si volesse istituire un salario minimo di 2.000 franchi al mese. E questa proposta venne completamente respinta, anche perché il 97% dei lavoratori svizzeri guadagna più di questa cifra. Il sistema svizzero è diviso in 2 parti. Da un lato una struttura federale, quindi il governo e il Parlamento federali, e dall'altro il cantone, con il suo governo e il suo Parlamento, un parlamentino. Analizziamo pezzo per pezzo questo sistema. La cosa che più mi piace della Svizzera è il fatto che non abbia un presidente, o meglio, ce n'è uno, ma è solo di rappresentanza, viene rieletto ogni anno e non è nient'altro che un primus inter pares, un primo fra gli uguali. Questo presidente non è nient'altro che uno dei 7 membri del governo, il cosiddetto Consiglio federale. Questa forma istituzionale in cui ci sono 7 persone al governo e che hanno pari poteri viene definito governo direttoriale e difatti la Svizzera è l'unica repubblica direttoriale del mondo. Il Consiglio federale viene eletto dal Parlamento e detiene il potere esecutivo, ma la cosa bella è che questi 7 consiglieri sono di partiti diversi e collaborano fra loro, lasciando da parte ogni rivalità, diciamo nel possibile. Io tuttavia ritengo strepitoso il fatto che ancora oggi, con membri di partiti diversissimi fra loro, il governo sia fatto in modo tale da pensare unicamente al benessere dei cittadini della Confederazione Elvetica. Inoltre, in Svizzera, il Parlamento è composto da 2 camere. Una è il Consiglio nazionale, che nient'altro è che una specie di Camera dei Deputati, e l'altra è il Consiglio dei Stati, molto simile al Senato degli Stati Uniti. Dunque ci sono 2 rappresentanti per Stato, alcuni cantoni ne mettono solo uno perché sono cantoni più piccoli, sono semicantoni, ma comunque il ruolo del Parlamento e del governo centrale è molto limitato, anche perché le istituzioni elvetiche non sono pensate per governare i cittadini, bensì per rappresentarli in un pienissimo spirito liberale. La Svizzera è una confederazione di stati, ossia è divisa in 26 staterelli chiamati cantoni. In comune hanno la difesa, l'esercito, la moneta, la Costituzione e la politica estera. Gestiscono completamente da soli il budget, la tassazione e hanno delle proprie leggi, quindi gestiscono la propria legislazione. In questo modo è possibile far convivere tantissimi aspetti diversi in un solo Stato, in una sola confederazione, salvaguardando tutte le diversità. Come dicevo poco fa, il governo centrale ha pochissimi poteri. Questo perché il potere è ben distribuito fra tutti i cantoni.
in un federalismo che io direi perfetto, per quanto comunque la perfezione in senso platonico assoluto non esista, cercando qualcosa di umano, fallibile e naturale, io direi che il federalismo svizzero è la forma di governo, la forma di divisione del territorio perfetta. E ogni cantone è praticamente autonomo. Questo vuol dire che è uno Stato sovrano che decide tutto da sé. Ogni cantone ha un consiglio di Stato composto generalmente da 5 o da 7 membri. Quindi, esattamente come a livello federale, non c'è un vero capo. E come a livello federale, in realtà questo è un direttorio. Dunque, ogni membro è assegnato a un dipartimento di cui deve occuparsi. Contrariamente però al Consiglio federale, che viene eletto dal Parlamento, il Consiglio di Stato viene eletto direttamente dai cittadini del cantone. E il cantone ha anche un suo parlamentino, che però ha una sola Camera. Questo sistema è molto liberale e, come ci ricorda Friedrich von Hayek, se la conoscenza è dispersa nella società e dunque non c'è nessuno che possa avere nelle mani una ricetta miracolosa per ogni situazione, per ogni luogo, per ogni tempo, è giusto che le decisioni siano prese quanto più a livello localizzato e decentralizzato. Questo ha senso perché è facile occuparsi dei propri problemi ed è bene partire da questi. Un governo centrale in una capitale lontana non sarebbe tanto preoccupato dei nostri problemi come il governo più vicino, quello che si occupa direttamente delle questioni locali. Un governo centrale in una capitale lontana non sarebbe tanto preoccupato dei nostri problemi come il governo più vicino, quello che si occupa direttamente delle questioni locali. E magari il governo centrale, anche volendo occuparsi di tutto quanto, incontrerebbe moltissime più difficoltà perché non sarebbe direttamente sul luogo, non avrebbe possibilità di fare migliori analisi, di essere a contatto con gli amministratori locali. Insomma, un governo locale è molto meglio di un lontano governo centrale. Questo federalismo non garantisce che ogni cantone sia un posto da favola, che abbia leggi meravigliose, ma il fatto che i cantoni siano così piccoli rende anche possibile spostarsi in maniera molto agevole se qualcosa nel proprio cantone cambia e questo nuovo cambiamento non piace. Questo viene definito voto con i piedi. Ad esempio, prendendo un reddito di 5.000 franchi svizzeri al mese, nel cantone di Zugo l'imposta cantonale sul reddito è del 3%. E come potete vedere è un cantone veramente piccino. Se all'improvviso si decidesse di aumentare l'imposta al 12%, che è l'aliquota più alta in Svizzera per il reddito che abbiamo stabilito, molto probabilmente una parte di popolazione si trasferirebbe a Svitto per pagare il 5%. E lì vicino, a pochi chilometri, è facilissimo, mica come emigrare in un altro paese che invece è lontano, non avresti possibilità di vedere la tua famiglia, di vedere i tuoi amici. Da un cantone all'altro sono pochi chilometri, comunque bene o male si continua a vivere la stessa vita e questa è una comodità incredibile. Ecco perché il voto con i piedi si può fare fra posti molto vicini fra di loro. E questo difatti era un ottimo esempio di concorrenza fiscale. I cantoni sono costretti a tenere tasse basse e ad essere efficienti proprio perché sono in continua competizione con i loro vicini, che non è una parola cattiva, la competizione, è una cosa buonissima, è quella che permette di mantenere tasse basse e alta efficienza. Inoltre i cantoni sono piccolini, per cui c'è una ridottissima distanza fra chi paga le tasse e chi vive di tasse, perché si tratta sempre di persone nella stessa comunità. I cittadini di Zurigo, se vogliono nazionalizzare, cantonalizzare un settore come la previdenza o l'energia elettrica, possono farlo solo sul proprio territorio e solo coi propri soldi. Se dovessero mai decidere di istituire un sussidio di disoccupazione, un reddito di cittadinanza a Zurigo, non lo pagherebbe certo il cittadino di Berna. Ecco che diventa più difficile campare sulle spalle degli altri in Svizzera. Allora si può pensare che questa competizione va a svantaggio dei più poveri. Falsissimo, perché questa competizione va a vantaggio di tutti,
perché istituzioni efficienti in una società libera non lasciano indietro nessuno. La sanità e la previdenza, ossia il sistema pensionistico, sono totalmente in mano ai privati, con una gestione molto interessante che però mi toccherà approfondire in un altro video, altrimenti questo potrebbe durare un'ora. Vi anticipo però che nessun povero rimane indietro, senza sanità o senza pensione. Un altro esempio di concorrenza è quella legislativa. Noi non sappiamo quali siano le leggi giuste, non possiamo saperlo se non provando, quindi per trials and errors, prove ed errori. A Ginevra tutti i negozi devono necessariamente chiudere alle 18 nel tardo pomeriggio, mentre a Zurigo possono tenere aperto tutto il tempo che vogliono, possono aprire e chiudere quando pare a loro e noi non possiamo sapere a priori quale sia la soluzione migliore. Anche se magari possiamo immaginarlo, finché non si prova non lo possiamo dire. Certo, a priori possiamo avere tante supposizioni, ma poi provando vediamo cosa ci dice la realtà. Ecco perché, lasciando ai cantoni la libertà di provare quelle leggi che a noi potrebbero sembrare le più assurde o le più reazionarie o le più futuristiche, insomma, abbiamo la certezza che tutto il sistema a poco evolverà e tenderà verso leggi migliori, sempre tramite questo processo di miglioramento che è quello di prove ed errori. Se le leggi fossero sempre uguali, monolitiche, se non si mettesse mai in discussione nulla, non ci sarebbe evoluzione. Il pensiero critico è la prima fase per l'evoluzione, per il progresso, per il benessere. I tempi cambiano, le situazioni cambiano, la società si evolve e anche il sistema legislativo deve cambiare e deve seguire questo ordine, che nient'altro è che un ordine spontaneo. Vorrei introdurre l'economia svizzera con una bellissima citazione di Mises tratta dalle 6 lezioni di politica economica. Nel centro dell'Europa vi è un piccolo paese, la Svizzera, al quale la natura ha dato molto poco. Non ha miniere di carbone né minerali e non ha alcuna risorsa naturale, ma il suo popolo, attraverso i secoli, ha sempre perseguito una politica capitalistica. Gli svizzeri hanno raggiunto uno dei più alti standard di vita dell'Europa continentale e il loro paese è uno dei maggiori centri di civiltà del mondo. Essendo così piccola e isolata in un territorio molto insidioso, la Svizzera ha incentrato le sue politiche economiche sul libero mercato sin dalla seconda metà del 1800 ininterrottamente. Anche prima erano, abbastanza liberali, però non lo sono stati così tanto come a partire dalla seconda metà del 1800. Oggi l'IVA è al 7,7% per i prodotti comuni e ha aliquote minori per i prodotti di prima necessità. Ad esempio è al 2,5% per i generi alimentari e per i beni di uso quotidiano. Fino al 2018 l'IVA era all'8%, poi è stata abbassata, quindi abbassano anche l'IVA in Svizzera, altro che aumenti come pensano in Italia. Le imposte per gli individui vanno dal 5 al 20%, ma diciamo che un reddito normale difficilmente supera il 10, l'11%. Per le aziende questa imposizione va dal 15 al 25%. Sono aliquote estremamente basse, se pensiamo anche solo che l'aliquota per i redditi più bassi in Italia è al 23%. Quindi la nostra aliquota più bassa è più alta della loro aliquota più alta sui redditi personali. Come dicevo all'inizio del video, la Svizzera non conta unicamente sulle banche, sulle assicurazioni e sui servizi finanziari. Certo, è un settore molto importante, ma oggi genera un po' meno del 10% del PIL, quindi non è qualcosa su cui si può reggere un'intera nazione. Poi, in realtà, tutto il settore dei servizi è molto forte in Svizzera. Si pensi che il settore dei servizi genera il 74% del PIL. Il 25% del PIL deriva dall'industria e solo l'1% deriva dal settore primario. Dunque, il settore primario non ha una grandissima importanza nell'economia svizzera e possiamo ben immaginarlo, anche perché ci sono solo montagne. Però qui c'è una nota dolente per i sostenitori del libero mercato, perché l'agricoltura in Svizzera è sussidiata tanto quanto lo è nei paesi dell'Unione Europea.
Molti riconducono questi sussidi al fatto che la Svizzera sia un paese piccolino, quindi nel caso di catastrofi o guerre non si potrebbe garantire l'autosufficienza senza questi sussidi. E proprio perché il mondo non è buono, perché le guerre purtroppo avvengono, pare che si siano premuniti in questa maniera. Io sinceramente non la ritengo una giustificazione abbastanza valida, ma ci apre la strada per l'ultimo punto che ritengo fondamentale per tanto benessere e tanta ricchezza che si trovano in Svizzera. Il quinto punto lo voglio iniziare con una famosa frase di Frédéric Bastiat: dove non passano le merci, passeranno gli eserciti. Siccome la Svizzera è dedita al libero mercato, non può permettersi le guerre. Non avrebbe alcun senso attaccare qualcuno con cui commercia, anche perché così perderebbe un partner commerciale e un partner commerciale ti rende molto più ricco se, ci scambi qualcosa piuttosto che se lo attacchi. Oltretutto, per fare guerra bisognerebbe spendere molto e quindi tassare molto, e i cittadini svizzeri non gradiscono un'elevata tassazione, soprattutto perché loro credono in questo principio di neutralità che hanno persino in Costituzione. La Svizzera quindi non può dichiarare guerra o fare interventismo militare e in questo modo può anche risparmiare moltissimo denaro. Hanno comunque un esercito, hanno comunque una ottima difesa e hanno purtroppo ancora oggi la leva militare, ma nonostante ciò non fanno e non faranno guerra. Tante persone pensano che il boom economico del dopoguerra ci sia stato perché era tutto distrutto e dunque l'economia è andata bene finché si è potuto ricostruire le cose. In molti pensano che difatti negli anni 50 tutto quanto andasse bene perché c'era da ricostruire dopo la seconda guerra mondiale. Non è così, perché prendendo come esempio la Svizzera, loro, non essendo entrati in guerra, non hanno speso denaro per la ricostruzione e quindi lo hanno potuto investire, lo hanno potuto utilizzare per innovare, per aumentare il proprio benessere e per molte altre cose. Questo un po', diciamo, è la storia della finestra rotta di Bastiat. Se tu rompi con un sasso una finestra, è vero che dai lavoro al vetraio, però il proprietario di quella finestra quei soldi li avrebbe investiti in un'altra maniera. Quindi in realtà hai impoverito il sistema, non lo hai arricchito. Questo video è durato tantissimo, ma le cose da dire sulla Svizzera sono ancora di più e sarebbe bello se il mondo diventasse un po' più come la Svizzera e quindi io sono felice di poterne parlare e di potervi illustrare tutti i benefici che ci sono in quel sistema. Penso che seguiranno altri video, magari sul sistema di tassazione che c'è lì, di concorrenza fiscale, concorrenza legislativa, ma soprattutto mi piacerebbe approfondire dell'economia elvetica la sanità, perché è un sistema completamente privato, e la previdenza, le pensioni, che sono parzialmente private, per una buona parte private, e sono a capitalizzazione, come il modello cileno. E comunque, nonostante tutto ciò sia privato, anzi non è nonostante tutto ciò sia privato, è proprio perché tutto ciò è privato, funziona meglio che in Italia, dove invece tutto è pubblico, funziona male e la tassazione è altissima.